Buonasera a tutti, grazie per essere venuti a sentire qualche cosa su, io imparo, su Majorana e dalla nostra Nadia Robotti, che è una nostra accademica. L'ho chiamata ragazza perché parecchi anni fa, c'eri anche tu Giulio, se non vado errato, sembra, questo trio, Robotti e noi due, eravamo incaricati dal rettore di allora, il professor Pontremoli, di guardare ai musei dell'università, tirare un'occhiata, diciamo, ai musei dell'università, che sono tantissimi. Noi non ne abbiamo ancora al giorno d'oggi conoscenza completa. Sono delle cose veramente molto belle e nascoste, completamente nascoste. No, non è vero. Beh, ma perché, come al solito, chi ha le cose tendenzialmente cerca di tenersele e non... E il nostro, no, assolutamente, il nostro buon rettore, io lo chiamo il rettore, il professor Pontremoli, quando ci ha visto e non ricordava i nomi, e allora ha chiamato la professoressa, l'ha chiamata la ragazza. Da allora per me lei è rimasta la ragazza, era offesissima, sì, me lo ricordo bene. Ma vista la differenza di età che ci separava, insomma, gli era concesso, dai, lascia stare. Ok, oggi siamo qui per parlare, cioè io ascoltare, tu parlare, di Ettore Majorana. Sono stati scritti fiumi di parole su questo fisico, non si sa ancora, spero di scoprirlo, visto il riassunto, cosa effettivamente sia successo. Poco fa parlavamo di quali erano le sue ricerche e Giulio mi illustrava appunto che cosa aveva fatto Majorana, che cosa, tra le tante cose, esatto, quella relativa a un neutrino particolare. Bene, io non occupo più spazio e lascio la parola molto volentieri a Nadia. Beh, ok. Ringrazio innanzitutto dell'invito, sono veramente contenta di... Si sente con questa... di essere qui tra amici. Va bene, allora, il talk è frutto di un lavoro di ricerca che ho fatto in collaborazione con Francesco Guerra, che è qui presente, che è dell'Università di Roma La Sapienza di fisica, che è un fisico teorico che si è convertito alla storia. Va bene, questa è una tessera di Ettore Majorana all'Università di Roma quando era iscritto ancora in ingegneria. È un'immagine che si vede spesso, però si vede non nel contesto di questo libricino, che è i nostri vecchi libretti. Ok, allora, più di un secolo è trascorso appunto dalla nascita di Ettore Majorana, che è nato appunto il 5 agosto del 1906 ed è nato, a nostro avviso, ed è morto nel 1939. Non sappiamo dove, però sulla data ci scommettiamo. È stato un grande fisico teorico dai risultati tuttora attuali, allievo e collega di Enrico Fermi, che è scomparso in circostanze misteriose nel marzo del 1938, poco più che trentenne, da Napoli, dove era stato nominato pochi mesi prima, per decreto e senza concorso, professore di fisica teorica per alta fama di singolare perizia. Uno dice, che titolo, poi vedremo perché gli è successo questa cosa qua. Questa figura ha suscitato sempre forte interesse e curiosità, scatenando anche la fantasia, come si diceva prima, e qualche volta anche la malafede, purtroppo. Allora, su Majorana molto si è scritto e si è anche detto. Generalmente com'è l'approccio? Si parte dai ricordi personali di membri della famiglia e di quelli che lo hanno conosciuto, ad esempio Laura Fermi, che è la moglie di Enrico Fermi, Edoardo Amaldi e Emilio Segre.
e solo in subordine sono riportati i documenti originali dell'epoca. A questo punto i metodi tradizionalmente seguiti sono basati su un intreccio molto forte tra documenti originali e testimonianze, cioè questi ricordi, nel senso che i documenti sono interpretati alla luce delle testimonianze, non come una cosa a sé stante, e a volte anche in base a determinate ipotesi a priori della sua scomparsa. In molti casi si usano anche testimonianze indirette, riportate per sentito dire o addirittura inventate. Tanto per fare un esempio. Ricordiamo che, certamente lo conoscete, un presunto episodio ampiamente riportato in varie occasioni, secondo cui il capo del governo, Benito Mussolini, dopo aver esaminato il fascicolo di polizia relativo alla scomparsa di Majorana, vi avrebbe apposto di suo pugno la perentoria disposizione "voglio che si trovi". È facile verificare che non esiste nessun documento di polizia relativo alla scomparsa di Majorana su cui si trovi una scritta simile apposta da Mussolini. Abbiamo fatto diventare matti quelli dell'Archivio Centrale dello Stato. Non c'è, questo documento assolutamente non esiste. Cioè, ciascuno poi ha riportato la notizia criticamente, prendendola da una fonte precedente, risalendo all'indietro. È anche facile scoprire l'inventore di questo aneddoto, che è stato molto fortunato. Un altro esempio. Si sente spesso affermare che Majorana era timido e introverso, insicuro, disinteressato della carriera universitaria, restio a pubblicare, tanto che molti dei suoi risultati scientifici più importanti sono stati momentaneamente trascritti da Majorana sui pacchetti delle sigarette in Macedonia che lui amava fumare e poi disinvoltamente buttati nel cestino e quindi persi per i posteri. Questa è una leggenda che circola con grande successo. In realtà, come vedremo, tutto questo è completamente falso. O ancora, vengono esaltate le sue capacità di calcolo a memoria, che lo vedono costretto da piccolo a esibirsi nascosto sotto il tavolo in complicate moltiplicazioni a 4 cifre. Se però analizziamo in dettaglio le abilità matematiche di Majorana presso l'Istituto Massimiliano Massimo, dove Majorana era iscritto proprio all'epoca delle sue presunte esibizioni sotto il tavolo, facendo un'analisi dei registri ufficiali, cosa che abbiamo fatto, troviamo voti molto modesti in matematica. In qualche caso i risultati in latino e in greco surclassano quelli in matematica. Quindi le straordinarie asserite doti di Majorana o non risultano percepite dai suoi docenti, oppure, molto più semplicemente, non esistevano proprio. Era bravo, però non da questo punto di vista. Questa costellazione di idee e di episodi, variamente riportati dai vari autori, formano una connotazione grottesca e ridicola della sua personalità, e questo è un danno. Potremmo affermare che tutti quelli che pensano di sapere qualche cosa su Majorana sono stati a priori esposti a queste idee e ne sono stati irrimediabilmente influenzati. Questo modo di procedere, basato su un intreccio molto forte tra testimonianze e documenti, ha fatto sì che negli anni le più svariate e contraddittorie ipotesi sulla sua reale personalità scientifica e umana, sulle motivazioni della sua scomparsa e sul suo destino, si sono accavallate con disordine, indotte monografie, in libri divulgativi, in articoli di giornale, in pezzi teatrali, in film e addirittura in fumetti, creando alla fine intorno alla figura di Majorana una grande nebbia. Per diradare la nebbia e incominciare a capire chi era veramente Majorana, qual è stato il suo reale impatto scientifico e qual è stato il suo destino, abbiamo cercato di inaugurare e perseguire con coerenza un nuovo filone di ricerca che parta esclusivamente da tutte le fonti primarie esistenti, cioè dalla corrispondenza, dai documenti, dai manoscritti, sia quelle già note, sia quelle che siamo riusciti via via a trovare e che sono state da noi elaborate e connesse tra loro, verificando anche l'attendibilità delle fonti secondarie, che sarebbero le testimonianze, appunto compresi i ricordi personali, attraverso il riscontro con le fonti primarie. Operando in questo modo ha incominciato a delinearsi una figura scientifica, accademica, culturale e anche umana di Majorana profondamente diversa dalle credenze fortemente radicatesi nei decenni. In questo senso possiamo parlare di una vera e propria ricomparsa di Ettore Majorana.
In particolare, come vedremo, la sua attività scientifica risulta più vasta e profonda di quanto creduto, così come la sua influenza sulle ricerche condotte a Roma da Fermi e dai suoi collaboratori, specialmente nel settore dei modelli statistici dell'atomo e in fisica nucleare. Anche per quanto riguarda la sua scomparsa e il suo destino, è possibile porre dei punti fermi che escludono il suicidio, quando appena è sparito, mostrano evidenza di un suo ritrovamento nella primavera del 39 e purtroppo fissano nell'estate del 39 la fine della sua esistenza. Ecco, possiamo immediatamente delineare un percorso ideale lungo la vita di Majorana che include i seguenti periodi. Gli anni di formazione fino alla laurea, nel 1929. Dalla laurea alla libera docenza, 29-32, poi la visita a Lipsia, che è stato il suo grande successo nel 1933, gli anni del silenzio, quando è professore di fisica teorica a Napoli, 37-38, e poi la scomparsa nel 1938. Ecco, ovviamente non posso entrare nel dettaglio di tutti i punti, comunque ricorderemo sinteticamente alcuni momenti di questo percorso, ponendone in rilievo alcuni aspetti peculiari. Ecco, Majorana nasce a Catania il 5 agosto del 1906. La sua famiglia gode di grande prestigio sociale. Il padre Fabio è un fisico ingegnere, lo zio Quirino è un famoso fisico sperimentale, professore a Bologna, che sarà anche presidente della Società Italiana di Fisica e vincitore del prestigioso Premio Mussolini nel 1940. La famiglia Majorana è estesa, include molti professori universitari, rettori di università, membri del Parlamento, del Senato e del Governo. Ecco, adesso c'è un'immagine molto bella in cui vediamo il capostipite, che sarebbe il nonno di Majorana, Salvatore Majorana Catalabiano, con la moglie e i loro 7 figli, in stretto ordine di età nella loro casa di Militello in Val di Catania. Guardate che meraviglia, c'è i 2 anziani e poi loro. Quest'ultimo è il papà, è Fabio, il papà di Majorana. Dopo aver ricevuto l'istruzione elementare a casa, Ettore diventa allievo dell'Istituto Massimiliano Massimo a Roma, che è retto dai padri gesuiti, che allora si trovava presso la stazione Termini, nell'attuale edificio del Museo Romano. Anche l'influenza dell'educazione ignaziana ricevuta in questo istituto è percepibile nella personalità di Ettore. Poi Majorana si sposta al Regio Liceo Classico Torquato Tasso, dove consegue la licenza liceale, senza esami, perché era bravo, nel luglio del 21, con un anno di anticipo. Ecco, questo è l'atto di nascita di Majorana, che è alla Domus Galileana di Pisa, dove c'è il fondo Majorana. Poi si noti che il nome originario della famiglia è Majorana, non con la J. Il nome della madre è Salvatrice, non Salvadora, come invece è riportato addirittura nell'enciclopedia Treccani. Ecco, guardare i documenti originali serve in qualche maniera. Qui lo vediamo in una foto di classe in prima ginnasiale B nel 1917 ed è in prima fila il quinto da sinistra. Ci ho messo 2, vedete che carino. Poi si iscrive al biennio preparatorio per ingegneri presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Roma e, conseguito il diploma, passa al triennio di ingegneria, arrivando con ottimi voti alla soglia della laurea. Nel 28, invece di laurearsi in ingegneria, decide di passare a fisica, laureandosi il 6 luglio del 29 con 110 lode, insieme con Amaldi, che è uno dei futuri ragazzi di Via Panisperna. Ettore Majorana è uno studente molto peculiare. La sua tesi riguarda un argomento molto importante e sarebbe il decadimento alfa dei nuclei, su cui ottiene risultati originali di livello internazionale. La sua è la prima ricerca estesa in fisica nucleare in Italia. Il relatore della tesi è Enrico Fermi, che è un già fisico affermato e che da poco è stato chiamato alla cattedra di fisica teorica a Roma. I rapporti tra Fermi e Majorana giocheranno un ruolo importantissimo nello sviluppo delle ricerche a Roma. Dopo la laurea, un breve periodo di silenzio. Non si occupa al momento di fisica nucleare come uno si aspetterebbe, ma matura nuove linee di ricerca in fisica atomica, in fisica molecolare e in fisica delle particelle elementari, senza purtroppo avere alcuna posizione istituzionale. Tra il 30 e il 32 assistiamo all'esplosione dell'attività scientifica di Majorana.
pubblica tra l'inizio di dicembre del 30 e la fine del 32 a solo suo nome ben 7 lavori scritti in italiano su riviste italiane, ma conosciuti internazionalmente perché vengono recensiti nelle più importanti riviste straniere. Poi l'italiano era conosciuto in quel periodo, soprattutto nella letteratura scientifica. Majorana consegue la libera docenza in fisica teorica nel 32, ma non riuscirà mai a svolgere, come già detto, il corso libero. Nel 32 succede una cosa molto importante nella fisica del momento. Viene scoperto il neutrone e Heisenberg, a Lipsia, comincia a elaborare un modello di nucleo atomico costituito solo da protoni e neutroni. Majorana si rende immediatamente conto dell'enorme potenzialità di sviluppo di questa cosa. Chiede al Consiglio Nazionale delle Ricerche una borsa di studio e si reca a Lipsia, dove apporta miglioramenti sostanziali al modello di Heisenberg, che Heisenberg accetta pienamente. Da allora il modello di Heisenberg sarà chiamato modello di Heisenberg-Majorana. Dopo un breve soggiorno a Copenaghen, presso Niels Bohr, grande fisico del momento, dove ha anche modo di apprendere la lingua danese, Majorana torna a Roma, nel pieno di un trionfo scientifico internazionale. Ecco, forniamo qui un'importante lettera di Enrico Fermi a Majorana a Lipsia, datata 11 febbraio 33, da dove si evince che in quel momento, ma solo in quel momento, l'apparente cordiale rapporto tra i due e contemporaneamente il completo ristagno delle ricerche a Roma. Scrive Fermi. Caro Majorana, ti ringrazio della tua lettera, da cui mi pare di capire che tu sei già discretamente ambientato nell'ambiente lipsiese. Qui non sta succedendo nulla di sensazionale. Non trovando nulla di sensato da fare nella teoria, io sto mettendomi a lavorare sperimentalmente e insieme a Rasetti, che era un professore di spettroscopia a Roma, cerchiamo vari metodi per peggiorare le tecniche esistenti sulle misure radioattive. In questo indirizzo non si può negare che abbiamo qualche successo. Era anche spiritoso sto Fermi. Ecco, poi alla fine della lettera sconsiglia Bloch, che è un ricercatore tedesco, dal venire a Roma in settembre, perché secondo Fermi fa ancora piuttosto caldo e troverebbe l'istituto deserto. In realtà Felix Bloch si apprestava a fuggire dalla Germania per le imminenti leggi razziali naziste, cioè era un ebreo. Il caldo e il deserto in istituto sarebbero stati certamente per Bloch un male minore che non queste persecuzioni. Dopo il rientro di Majorana a Roma non vi sono più contatti diretti tra Majorana e Fermi, di fatto interrotti già alla fine del 32, come lo stesso Majorana dichiarerà in un documento ufficiale e neppure tra Majorana e l'intero ambiente di via Panisperna. Citiamo un esempio molto significativo di questo stato di cose. Il 9 novembre del 33 l'Accademia delle Scienze svedese annuncia che il premio Nobel per la fisica per l'anno 32 è stato assegnato a Heisenberg. Immediatamente tutti gli esponenti della cultura mondiale inviano le loro congratulazioni a Heisenberg in varie forme. Heisenberg ha conservato in una cartellina del suo archivio personale tutti i messaggi ricevuti. Noi abbiamo localizzato a Monaco questa cartellina con l'aiuto della segretaria di Heisenberg. Era un po' anziana, però sapeva tutto, incredibile. Tra questi, appunto, tra queste congratulazioni, spicca un telegramma della Deutsche Reichspost proveniente da Roma e datato 11 novembre 33 dal testo molto freddo e ufficiale, scritto in tedesco. Io traducendolo è: le più cordiali congratulazioni Corbino, Fermi, Rasetti, Segre, Amaldi, Vic. Notiamo l'ordine di firma secondo lo stretto rango di anzianità accademica dell'Istituto Fisico di Roma. Primo è Corbino, poi segue Fermi, l'ultimo è Vic, che è un allievo dell'ultimo momento. Ecco, questo è il telegramma che abbiamo trovato. Ettore Majorana, che è a Roma in quel momento, non figura nella lista, nemmeno all'ultimissimo posto. Ma anche Majorana, che aveva lasciato Lipsia all'inizio di agosto e col quale era in contatto appunto con era stato in contatto con Heisenberg,
manda le sue congratulazioni secondo il suo stile. Invia un minuscolo biglietto da visita personale, datato Roma 11/11/33, col titolo Dottor Cancellato, scritto a mano in un commovente italiano. Ecco il bigliettino, quelli piccini piccini da visita, vedete? Ecco, questa è una lettera molto intensa in cui c'è scritto: Signor professore, mi permetta, se non mi ha dimenticato, di esprimerle i miei commossi auguri in occasione del nuovo solenne riconoscimento alla sua opera prodigiosa. Con profonda ammirazione, suo Ettore Majorana. Dopo rientro a Roma, inspiegabilmente si apre per Majorana un periodo di completo silenzio, e questo periodo va tra il 33 e il 37. Mentre invece, proprio in quel periodo, le ricerche in fisica nucleare a Roma decollano con successo per merito di Fermi, che, guidato dalla teoria del nucleo di Majorana, formula una originale teoria per il decadimento beta nucleare che è alla base delle interazioni deboli ed è una teoria tuttora attuale. Poi Fermi, guidato dalla sua teoria del decadimento beta, arriva alla scoperta della radioattività indotta da neutroni e successivamente agli effetti del loro rallentamento. Il premio Nobel a Fermi del 1938 corona questo straordinario ciclo di ricerche che era partito da una situazione in cui non c'era nulla di sensato da fare in campo teorico, quanto diceva Fermi, e l'unica attività sperimentale di Fermi era quella di peggiorare le tecniche nucleari esistenti. Invece c'è stata questa esplosione. Comunque, un parziale risveglio per Majorana si ha nel 1937. La Facoltà di Scienze dell'Università di Palermo, dove nel frattempo si era trasferito Emilio Segre, un allievo di Fermi, notissimo, come appunto professore di fisica sperimentale, decide di bandire il concorso per un posto di professore di fisica teorica, il primo da quando aveva vinto Fermi circa 10 anni prima. Majorana si affretta a pubblicare sul Nuovo Cimento un lavoro importantissimo che giaceva nel suo cassetto da molti anni, forse addirittura dal 1933. Si tratta del famoso lavoro sulla teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone, dove viene superata la teoria del mare di Dirac e viene prevista la possibile esistenza di una particella neutra che coincide con la propria antiparticella, cioè il famoso neutrino di Majorana, tuttora oggetto di indagine sperimentale. Questo lavoro è stato giustamente molto apprezzato nel seguito ed è tuttora attuale. È interessante vedere come viene citato da Bruno Pontecorvo, nel contesto appunto della storia del neutrino durante una conferenza tenutasi a Parigi nel 1982. Pontecorvo individua, a riguardo appunto al neutrino, un primo gigante che sarebbe Pauli, che ha inventato il neutrino nel 1930 per spiegare appunto lo spettro continuo del decadimento beta. Poi un altro gigante, Enrico Fermi, che ha usato il neutrino di Pauli per sviluppare una teoria completa del decadimento beta, tuttora attuale, ma vi è un terzo gigante, secondo Pontecorvo, ed è Ettore Majorana, che si è posto il problema della completa neutralità nel neutrino, che potrebbe essere l'antiparticella di se stesso. Cioè questa citazione di Pontecorvo appunto è alla base del titolo che abbiamo dato a questo seminario, cioè un gigante tra i giganti. Abbiamo copiato, insomma, non è nostra idea. Eccoli tutti e tre, Pauli, Fermi giovanissimo e Majorana. Ora, prima di procedere sulle vicende di Majorana, tocco alcuni casi specifici che mostrano quanto sia importante lavorare sulle fonti primarie. Alcuni anni fa abbiamo trovato uno straordinario documento che tutti possono vedere in biblioteca nelle antiche annate del Nuovo Cimento, noi l'abbiamo visto a Genova, ma che non era mai stato nominato da nessuno, neppure da Majorana. Si tratta di una comunicazione di Ettore Majorana alla 22esima adunanza generale della Società Italiana di Fisica, che si è svolta a Roma tra il 28 e il 30 dicembre del 28, pubblicato sul Nuovo Cimento. E il Nuovo Cimento era appunto la rivista della Società Italiana di Fisica. Questo è il titolo della comunicazione. Eccola qua, la comunicazione con la freccetta rossa
e che è subito dopo una comunicazione di Enrico Fermi. Quindi Enrico Fermi è a corrente di questa comunicazione. Questa comunicazione è il frutto di un'intensa attività di ricerca in fisica teorica condotta da Majorana quando era ancora studente di ingegneria. È una ricerca che riguarda il modello statistico dell'atomo, che è chiamato ora modello di Thomas Fermi, che Fermi aveva introdotto nel dicembre del 27, cioè solo pochi mesi prima. Majorana si fa già questa ricerca su questo modello. Di questa attività di ricerca possiamo trovare tracce anche in un suo quaderno che è conservato alla Domus Galileana di Pisa. I calcoli approfonditi necessari per raggiungere i risultati esposti nella comunicazione purtroppo non si trovano più nell'archivio della Domus e non si sa dove siano finiti, perché c'è stato. Ecco, questo è un quadernetto di Majorana e questi sono i conti che vi dicevo prima. Nella comunicazione di Majorana alla Società Italiana di Fisica troviamo un miglioramento dell'impostazione di Fermi, un'estensione di questo trattamento al caso degli ioni positivi, che è la prima trattazione fatta, e poi ci sono una serie di interessanti applicazioni. Questa comunicazione non è stata mai citata da nessuno degli storici di Majorana e neanche dai suoi contemporanei colleghi a Via Panisperna. Fermi per molti anni non adotta il miglioramento di Majorana, né a conoscenza, infatti ci sono le due comunicazioni che vi dicevo. Alla fine però il modello statistico dell'atomo, migliorato secondo Majorana, verrà adottato da Fermi nel 33-34 ed è alla base di un lavoro conclusivo sull'argomento a firma di Fermi e Amaldi nel 34. Majorana purtroppo non è citato. Insomma, ormai i rapporti tra Majorana e Panisperna si sono già definitivamente compromessi. Da notare che questa comunicazione di Majorana alla SIF è una testimonianza non solo dei notevoli risultati raggiunti, ma anche della sicurezza e della determinazione di Majorana a far conoscere i propri risultati. Lui era ancora studente e aveva appena chiesto l'iscrizione al quarto anno di fisica, proveniente da ingegneria, quindi era anche in una posizione molto debole. Alla seduta erano presenti i personaggi più importanti scienziati del momento, erano presenti Corvino, Levi Civita, Volterra, Polvani, Quirino Majorana, Carelli e lo stesso Fermi. Insomma, Ettore Majorana, di fronte a questo episodio, era tutt'altro che timido e introverso. Un altro aspetto che emerge dai documenti è la sua voglia di pubblicare, che ne dicano dei pacchetti di sigarette, contrariamente appunto a quanto in genere viene raccontato. In molti casi adotta una strategia molto efficace che è quella di pubblicare brevi annunci regolarmente mai citati in letteratura sulle sue ricerche svolte come a tutelare la sua propria priorità. È il caso ad esempio dell'articolo sugli spin flip del 32 che verrà pubblicato sul Nuovo Cimento, ma che lui lo annuncia prima sulla ricerca scientifica. Insomma, ha tutta una sua politica internazionale di pubblicazione che difende. Ad esempio, quando nel 1933 è a Lipsia, controbatte alle critiche per aver pubblicato prima un articolo, prima in tedesco che in italiano. Lui scrive: mi servirò per l'avvenire di riviste italiane per eventuali pubblicazioni, secondo il desiderio espresso dal direttorio. Non credo tuttavia che si debba evitare la doppia pubblicazione quando si tratti di lavori che è desiderabile siano conosciuti subito all'estero, dato che la diffusione internazionale delle nostre riviste di fisica, sebbene in confortante progresso, è ancora assai limitata. Se il caso si presenterà, chiederò istruzioni in proposito. Insomma, giustamente vuole farsi conoscere, anche far conoscere i suoi risultati. Poi è anche impressionante la sua generosa, spontanea collaborazione con le ricerche di colleghi, come ad esempio gli efficaci suggerimenti dati a Giovannino Gentile nelle ricerche sul legame chimico, questa è una lettera, oppure a Emilio Segre sui Majorana Flip. In conclusione, Ettore Majorana era estremamente attivo dal punto di vista scientifico, intenzionato a valorizzare le sue ricerche anche con una efficace strategia di pubblicazione ed era anche generoso con collaboratori e amici. Quindi era completamente normale secondo gli standard accademici, a parte forse la eccezionale generosità.
Abbiamo già ricordato un altro aspetto peculiare di Majorana. Dopo la laurea, fino al 1937, non riceve alcuna posizione istituzionale, a differenza degli altri giovani della scuola di Fermi, Segre, Gentile, Amaldi, Vic, Raccà, Pincherle, Fano, che trovano un'immediata collocazione o come assistente o come professore incaricato o come assistente incaricato, oppure come segretario del comitato di fisica del CNR, addirittura come conservatore del corista uniforme. Comunque, Majorana è sempre stato, anche senza posizione, sempre stato interessato alla carriera accademica, come è testimoniato dal suo precoce e intenso coinvolgimento nell'attività di ricerca, incredibilmente ad ampio spettro, e dalla sua scelta di ottenere subito la libera docenza. Appena può, lui si mette in gioco. Infatti, nel maggio del 1932 fa domanda per la libera docenza in fisica teorica e quindi si vuole garantire la possibilità di tenere un corso libero. Questa è la sua domanda. Nel novembre del 1932 consegue l'abilitazione con grandi elogi e il 21 dicembre del 1933 viene emesso il relativo decreto. Tra il 1933 e il 1937 attende diligentemente ai compiti previsti per l'esercizio della libera docenza, nel senso che presenta regolarmente alla Facoltà di Roma i programmi del corso di fisica teorica, che sono programmi di altissimo livello, che intende svolgere, cambiandoli di anno in anno, e questi programmi riflettono le sue ricerche in corso. Comunque non riuscirà mai a tenere un corso libero, cioè viene boicottato in questa cosa. Majorana in tutti questi anni resta senza una posizione istituzionale. Quando all'inizio del 1937 viene bandito il primo concorso utile di fisica teorica all'Università di Palermo, il famoso concorso, Majorana decide di partecipare e fa regolare domanda entro i termini previsti. Viene raccontato che Fermi gli ha scritto la domanda perché lui non voleva fare domanda. Ecco, la sua domanda è qui con la calligrafia di Majorana. Poiché negli ultimi 3 anni, dopo il ritorno da Lipsia, che era l'agosto del 1933, non aveva pubblicato più nulla, in attesa del previsto concorso per rafforzare il suo curriculum, pubblica fulminaneamente, come avevo già accennato prima, nella primavera del 1937, il lavoro fondamentale sulla teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone e quella sul neutrino di Majorana. Quindi lui ha un comportamento assolutamente normale. Circa un terzo del manoscritto è conservato alla Domus e il resto non si sa dove sia finito. Ecco, poi invia un reprint con dedica a Sua Eccellenza Enrico Fermi. Vedetelo? Certamente dopo l'aprile del 1937, che è la data di pubblicazione, quando si troverà sotto concorso e Fermi sarà certamente il presidente della commissione. E scrive a Sua Eccellenza Enrico Fermi con molti cordiali saluti, Ettore Majorana. Ecco, questo reprint l'ho avuto grazie a Giacomo Morturgo, che l'aveva preso a Roma e me l'ha fatto vedere. Ho fatto... questi romani sono terribili, perché l'avevano abbandonato in biblioteca, avevano fatto pulizia, c'era un cestone di spazzatura e c'era questa. Lui era studente a Roma, ha visto questo reprint e se l'è preso. Meno male che almeno è passata la storia. Comunque, lo stesso reprint, con la stessa dedica, ovviamente senza Sua Eccellenza, viene mandato da Majorana a Giancarlo Vic, che è il candidato favorito al concorso e futuro vincitore, come a segnalare la sua presenza al concorso. Guardi, ci sono io. Infatti scrive a Giancarlo Vic con molti cordiali saluti. Ettore Majorana. C'è una complesse vicende concorsuali, comunque alla fine di queste complesse vicende concorsuali, Ettore Majorana, pur avendo partecipato a un concorso per professore ordinario di fisica teorica presso la Regia Università di Palermo, si trova dirottato a Napoli, nominato direttamente dal ministro, su proposta della commissione, professore ordinario di fisica teorica per l'alta fama di singolare perizia a cui è pervenuto nel campo degli studi di fisica teorica. Questo è il 2 novembre del 1937. Questa è una procedura legittima, che era già stata adottata, ad esempio, sempre a Roma, per Marconi, che era stato nominato professore di onde elettromagnetiche presso l'Università di Roma il 16 maggio del 1934.
I due casi però sono un po' diversi. Marconi era già premio Nobel dal 1909 con Brown per la telegrafia senza fili. Majorana era un poveretto senza posizione. Comunque l'hanno nominato in questa maniera. Ecco cosa è successo. Perché hanno fatto questa operazione? Perché con la partecipazione inaspettata di Majorana, nessuno proprio per il suo blocco di pubblicazioni dicono questo ormai non è più interessato a niente. Con la partecipazione inaspettata di Majorana, la commissione si era trovata con un grosso problema. Incandidati ora, in ordine di merito, erano Majorana, Vic, Racah, Gentile. Cioè erano 4 contro i 3 possibili posti, perché i concorsi dai il posto a 3 persone, è la tripletta. Allora, Majorana primo era sgredita a Palermo e a Segre, non lo vogliono. L'esclusione di Gentile, che è diventato in questo modo l'ultimo della lista, era sgradita a Milano, dove erano già d'accordo di chiamarlo, e alla potente famiglia Gentile, perché questo Giovannino Gentile era figlio del filosofo Giovanni Gentile. Quindi la soluzione cos'è? È escludere Majorana dal concorso, facendolo nominare ordinario per chiara fama a Napoli e lasciando così invariata la tripletta dei previsti vincitori. Vic, Racah, dimmi. Chi è che ha fatto l'ordine di merito? Loro. Quell'ordine di merito, chi l'ha stabilito? In base a quelli che poi hanno vinto. Fede. No, va bene. Sì, sì. Voi dicendo è oggettivo. No, no, ma anche fermi. Ma anche vedendo, ci sono i verbali. Se tu... È importante. Siamo 20 diversi. Infatti. No, ma è ridicolo quando dicono l'hanno nominato per chiara fama e singolare perizia. Siamo stati costretti per salvare il salvabile, insomma. No, perché Majorana sembra che gli hanno fatto un regalo. Vabbè. Quindi in questa maniera il risultato è viene sistemato Majorana, che devi perché è bravo. Heisenberg ha detto in più si è guadagnato una cattedra, quella di Napoli, che non era prevista. Quindi è stata una furbata incredibile. Ecco, questo è lo stato matricolare di Majorana. E in questo stato matricolare, come aspetto, lui dichiara bruno, magro, media statura e di salute alquanto cagionevole. Si è mai visto che uno scrive in un documento dell'università alquanto cagionevole? Comunque è stato assunto. Come Majorana vive il concorso? Questo ci sono dei carteggi. Questa è la lettera allo zio Quirino del 16 novembre del 37. Ho riso alquanto per le stranezze procedurali del mio concorso, delle quali non avevo alcun sospetto. Spero di andare veramente a Napoli. A Gentile invece scrive: mi meraviglio perché per quanto mi riguarda tu dubiti del mio buon stomaco in senso metaforico. Pio XI è molto vecchio e io ho ricevuto un'ottima educazione cristiana. Se al prossimo conclave mi fanno papa per meriti eccezionali, accetto senz'altro. Comunque, Ettore Majorana va a Napoli. Verrà anche simpatico, lo fanno vedere Bruno. No, era un personaggio, secondo me è tutto da scoprire. Va bene. Ettore Majorana a Napoli svolge regolarmente il corso da metà gennaio a fine marzo, di certo a Napoli sin dal novembre 37 in conformità col decreto di nomina del Ministero. Seguono le sue lezioni in 7, che sono 5 studenti di fisica, di cui 4 donne e un maschio, tra cui Sebastiano Sciuti, che noi conosciamo per i libri, uno studente di ingegneria e un laureato in matematica, che è un prete, Don Savino Coronato, che è assistente del famoso matematico Renato Caciopoli, che era fortemente interessato alle ricerche di Majorana, specialmente sull'applicazione della teoria dei gruppi. I contenuti sono ricostruibili dalle note manoscritte che sono custodite alla Domus Galileana e che la Società Italiana di Fisica ha pubblicato. Ettore Majorana leziona all'Università di Napoli in occasione di un congresso della SIF che si è svolto appunto a Napoli,
e oltre che sono ricostruibili dalla testimonianza degli allievi, in particolare Gilla Senatore e Sebastiano Sciuto, che abbiamo, purtroppo adesso sono morti, che abbiamo incontrato, persone splendide. Va bene. Comunque si tratta di un corso di fisica, questi sono i fogli che abbiamo alla Domus. Si tratta di un corso di fisica teorica di alto livello in cui viene dato ampio spazio anche agli aspetti fenomenologici. Sicuramente aveva preparato la parte essenziale del corso negli anni precedenti, quando aveva cercato di tenere il corso libero. E le date sono state chiaramente aggiunte dopo, si vede che proprio la pena è diversa. Majorana all'improvviso scompare in circostanze non ancora chiarite alla fine di marzo del 1938. Noi abbiamo sempre affermato che le sue ragioni, quali che siano state, vanno rispettate e abbiamo evitato ogni intrusione in questioni così delicate. Comunque ci sono alcuni punti fermi che è importante a nostro avviso richiamare. Innanzitutto sappiamo che dopo la scomparsa Majorana è certamente vivo, non si è suicidato, come testimonia una lettera che abbiamo trovato nel fondo di Giovannino Gentile. Ecco, in questa lettera, la vedete, è scritta da Gilberto Bernardini, che è un amico loro, a Giovannino Gentile alla fine di aprile del 1938. E c'è scritto: caro Giovanni, come puoi immaginare, la notizia di Majorana mi ha dato una vera gioia. Non è molto bello forse, ma in compenso non è una cosa così tragica come si pensava e ci se ne può rallegrare. Quindi Majorana, dopo la sua scomparsa, era ancora in vita, altrimenti non ci se ne può rallegrare. Poi, la borsa di studio. Ecco, vorremmo appunto portare all'attenzione alcuni documenti che ci consentono di stabilire che a settembre del 39 Majorana era deceduto, nel 38 è ancora vivo, nel settembre del 39 no. Ecco, questa è la borsa di studio. Nel fascicolo del 3 novembre del 39, questa è la copertina, una rivista bellissima, della rivista bimensile Le missioni della Compagnia di Gesù, che era impegnata dal 1915 a propagandare l'opera missionaria della compagnia, specialmente in Oriente, a pagina 447 compare un inserto. Sotto il titolo, la vedete qua in basso, sotto il titolo Il pensiero migliore si annuncia che è stata fondata una borsa di studio per l'educazione di un missionario al nome dello scomparso Ettore Majorana, che sarà partecipe di tutti i vantaggi spirituali inerenti a tale fondazione. La somma, di 20.000 lire, restando intatto il capitale, diverrà il mezzo per dare successivamente nuovi salvatori agli infedeli. In tutti i numeri della rivista è spiegato cos'è una borsa di studio. È una borsa di denaro il cui interesse serve a mantenere un giovane gesuita fino al sacerdozio. Si richiede un capitale appunto di 20.000 lire versato da uno o più persone. Chi versa l'intera somma è il fondatore, con una serie di vantaggi, ad esempio dare il nome alla borsa ed essere beneficiario di oltre 132.000 messe all'anno. Però 20.000 lire erano tanti. La borsa, a nome di Ettore Majorana, riveste un carattere eccezionale. Ettore Majorana viene considerato il fondatore della borsa pur non avendo preso parte nell'istituzione. Riguardo all'istituzione della borsa, la corrispondenza intercorsa tra la famiglia e l'amministrazione della rivista è molto significativa. In particolare, riportiamo una lettera del padre Ettore Caselli, che era amministratore della rivista, mai prima rivelata a distanza neanche la borsa, di oltre 70 anni, scritta su carta intestata dell'amministrazione delle missioni in data 22 settembre 39 e indirizzata a Salvatore Majorana, che era il fratello maggiore di Ettore Majorana, in risposta ad una sua del giorno precedente. Questa è la lettera di Caselli. Aggraditissima vostra di ieri, ammiriamo sinceramente il vostro atto generoso per il compianto Ettore Majorana. Il Signore premi la vostra grande fede e il vostro santo affetto per il caro estinto. Possiamo assicurarvi che non vi è nessuna difficoltà per l'intestazione della borsa di studio al nome di Ettore Majorana, considerandolo come il fondatore
e rendendolo partecipe di tutti i vantaggi spirituali connessi alla stessa fondazione, con ossequi, così via. Quindi, come si è visto dall'inserto, tutte le assicurazioni di Padre Caselli sono state fedelmente recepite nella formazione della borsa. E poi, non vi è dubbio che la parola scomparso nel contesto della rivista significhi deceduto, come del resto confermato dalla lettera di Padre Caselli che parla di caro estinto. Quindi nel settembre del 39 Majorana non è più in vita. Esistono anche altri elementi che avvallano questa conclusione e che danno un'idea delle indagini eseguite dopo la sparizione. Ecco, la destituzione di Majorana dalla cattedra. Proprio nel settembre del 39, data dalla fondazione della borsa, il ministro dell'Educazione Nazionale fa pubblicare sul suo bollettino la notizia dell'avvenuta destituzione di Ettore Majorana dalla cattedra di Napoli, già deliberata con un decreto del 6 dicembre del 38, e questo il decreto è riportato lì nella slide, che non era stata ancora resa operativa. Quindi solo nel settembre del 39 Majorana viene ufficialmente licenziato. Perché proprio adesso? Perché non c'è ormai nessuno più che può protestare. È morto. Poi, cancellazione dalla rubrica di frontiera. Sappiamo che la direzione di polizia fa partire le ricerche il 31 marzo del 38, con una circolare telegrafica alle questure in cui si richiede di rintracciare lo scomparso Ettore Majorana senza nulla far trapelare all'interessato. Uno degli effetti automatici è l'iscrizione di Majorana nella rubrica di frontiera che contiene l'elenco dei soggetti da individuare nel caso tentino il passaggio di una frontiera. Il nome di Majorana resta sulla rubrica fino alla data del 22 aprile del 39, quando la direzione di polizia emette l'ordine di cancellarlo. Quindi di nuovo l'anno 39 è un anno che si mostra cruciale. Ah, questo è bellissimo, è il bollettino delle ricerche. Uno degli strumenti, non sono stati mai fatti vedere queste cose qua, siamo stati noi bravissimi a trovare. Uno degli strumenti più importanti di collegamento tra le questure, i comandi dei carabinieri e la direzione centrale della polizia è il bollettino delle ricerche, emesso in fascicoli giornalieri e in cui vengono segnalati i catturandi, gli scomparsi, i morti non identificati, eccetera. Majorana occupa una posizione di grande rilievo sul bollettino, che finora non è stata mai menzionata. Ecco, questo è il bollettino del 5-6 maggio del 38, sono 2 fogli proprio, e vedete nella pagina dietro Majorana, adesso qui non c'ho il cursore, lo vedete in basso, assieme a una signora che era scappata con tutti i beni di famiglia che il marito voleva ritrovare. Vabbè, quindi questa era la compagnia in cui si è trovato Majorana. La prima segnalazione appunto su questo bollettino avviene su iniziativa del questore di Napoli in data 25 aprile, ricordiamo che è sparito il 25 marzo, che lo indica come allontanatosi da Napoli il 25 marzo 38 per ignota direzione, manifestando propositi suicidi. La fotografia fornita dalla famiglia risale a molti anni prima, lo vedete che giovane. C'è poi un crescendo di segnalazioni. La seconda, in data 10 giugno del 38, parte dal Ministero degli Interni. La fotografia è la stessa, scompare il riferimento al suicidio, si avverte che la famiglia ha promesso un premio di lire 30.000. Per la prima volta compare il riferimento alla cicatrice lunga sul dorso di una mano. Alla segnalazione viene dato grande risalto tramite un avviso in apertura del bollettino, l'ho messo in alto. Una terza segnalazione compare un mese dopo, il 7 luglio del 38, ancora dalla direzione di polizia e con il consueto risalto. Viene comunicata una di lui recentissima fotografia, che è in fondo quella che è stata posta anche sul foglio matricolare che vi ho fatto vedere prima. Viene aggiunto che il medesimo, oltre alla cicatrice sul dorso della mano, ne porta altra su una coscia saturata con oltre 40 punti chirurgici. La quarta segnalazione in data 5 novembre 38 ricalca la precedente, ma è singolarmente firmata al Ministero degli Interni
senza la specifica direzione di polizia. Potrebbe significare che la ricerca di Majorana è passata direttamente al Ministero. Segue un'altra segnalazione, la quinta e ultima, del 23 marzo 39, a un anno dalla scomparsa, ancora firmata al Ministero degli Interni, che ricalca le ultime due. Improvvisamente queste segnalazioni si interrompono e non vengono più reiterate. Vediamo ancora una volta il ruolo cruciale dell'anno 1939. Poi ci sarebbero altri casi, però ovviamente non abbiamo tempo di esporli, che ti portano proprio a puntare a questo 39. Ecco, due conclusioni. Abbiamo visto quindi che la personalità scientifica, culturale e umana di Ettore Majorana va vista sotto una luce completamente diversa dagli stereotipi proposti nel passato. Inoltre, i nuovi documenti, in particolare quelli relativi all'istituzione della borsa, mostrano che Majorana deve considerarsi deceduto alla data di settembre del 39. Come ci ha detto un nostro collega, con i gesuiti non si scherza. Quindi quella lettera, e che alla luce della lettera di Bernardini e degli altri documenti, la morte è sopravvenuta circa un anno dopo la scomparsa. Quindi i presunti avvistamenti di Majorana in Argentina, in Venezuela o in altre località e la sua asserita presenza in Germania durante la guerra sono totalmente infondati. Anche la sua attività scientifica negli anni del silenzio deve essere vista sotto una luce completamente diversa e deve essere fatta cessare nel 1939. Ovviamente un grande lavoro deve essere ancora fatto, ma non ci scoraggiamo e andiamo avanti. Va bene. Bene, grazie della tua esposizione, della tua bella conferenza. Credo che vi sia costata 20 anni. Tante di quelle missioni che mi ha firmato il mio direttore, Mauro Robello, che io ero sempre per il mondo. Sì, e la tenacia anche, non aver La mai fatica. mollato, la fatica, perché ritrovare documenti così nei ministeri è veramente pesante. Sì. Non i ministeri solo, perché poi li abbiamo trovati Ovunque, dappertutto. sì, ma anche io facevo un riferimento personale. È Ho terribile. cercato di recuperare dal ministero dei documenti che avevamo mandato per un concorso ed dovevano essere originali ed erano in un'unica copia. 8 anni. Quindi capisco. Le fatiche. Neanche io ho mollato, però 8 anni sono tantissimi. Bene, a parte questo episodio mio, mi domando se vogliamo far salire sul palco anche la persona che ho visto, insomma, all'inizio, Sì. che ha collaborato. E che si è convertito alla storia della fisica. Esatto, quindi se ci sono delle richieste di chiarimento, delle domande, eccetera, penso che siano ben contenti di poter rispondere. Sì, sì, che ci vengono le idee. Allora, l'avvocato del diavolo io lo farei così. Bernardini è stato informato da qualcuno che Majorana era ancora vivo e quindi scrive una lettera felicitandosi. Però potrebbe anche aver avuto un'informazione falsa. Quindi dire che sicuramente era ancora vivo è sicuro, ma non sicuramente, come avvocato del diavolo. La seconda cosa è chiaro che dopo che uno è scomparso, a un certo punto le ricerche smettono. Quindi che smettano subito un anno dopo la scomparsa, forse è un po' presto, ma in 1 o 2 anni sicuramente scompaiono. E diciamo, l'unico motivo per cui le missioni
potrebbero aver indotto, e potrebbe essere giusto dire che quindi era morto, che le missioni creino la borsa di studio potrebbe avere una sua ratio se lui scompare, va a fare il missionario insieme a quelli delle missioni, muore in mezzo all'Africa e allora le missioni gli intitolano una borsa di studio. Ma potrebbe anche essere successo, se voglio fare l'avvocato del diavolo di nuovo, che la famiglia, qualcuno, non so chi, ha chiesto ai missionari, sulla ragionevolissima presunzione che lui fosse morto, di intitolargli una borsa di studio. Quindi, secondo me, non è né provato completamente che era vivo e non è completamente provato che era morto. Ci sono degli ottimi indizi, avete fatto un lavoro meraviglioso e mi complimento, per tirare questa conclusione, ma secondo me la certezza non la vedo. Rispondi tu? No, no. Questo È un po' il problema di Ettore Majorana in generale, cioè che qualsiasi cosa può essere letta in un modo o nell'altro. Dunque, il fatto della morte, noi abbiamo portato alcuni esempi, ma però ci sono tutta una serie di altri. E una cosa che ha fatto molta impressione su di me è stata una piccola biografia che ha scritto lo zio, Giuseppe Majorana, fratello del padre. È fatta molto bene, lui non è informatissimo, cioè sa quello che gli hanno fatto sapere i figli, però è significativo, proprio l'ultima pagina della biografia. Lui si chiede, quindi, ma adesso dopo 31 mesi che cosa diremo, potremo dire, eccetera, cioè, è un po' retorico il tutto. Però alla fine l'ultima frase è proprio questa, riferendosi al fratello, quindi Fabio Majorana, che era morto nel 1934. Nel contesto del figlio, del fato del figlio, eccetera, lui dice, a me ha fatto impressione, però gli altri questi che non fa impressione. Dice, rivolgendosi al fratello Fabio, dice, o padre, 3 volte felice, e hai varcato prima di Ettore, le soglie dell'altra dimora. Cioè il padre di Ettore Majorana è considerato come privilegiato perché come padre è morto prima di conoscere la morte del figlio. A me ha fatto molta impressione poi come padre. Diciamo. Quindi questo è un altro esempio che noi non abbiamo riportato. Poi ci sono ovviamente Giovanni Gentile. sì, è una lettera che lei ha deciso di non far vedere perché avrebbe portato tutta una serie di altri. Comunque c'era un matematico giovanissimo, però abbastanza famoso, sempre scuola normale superiore, e quindi amico di tutti gli amici, amico degli amici, eccetera. E Basilio Mania si chiamava. E il poveretto ha avuto una sorte abbastanza tragica, a parte il fatto che aveva un difetto al piede, non poteva camminare bene, era in attesa di un'operazione, eccetera. Comunque, arrivato a un certo punto, lui spara, senza avere intenzione di colpirla, alla sua, diciamo, una ragazza da cui presumibilmente era innamorato, spara alla ragazza e poi si uccide. Spara alla ragazza in maniera tale da chiaramente non ucciderla, però simbolicamente è importante. E poi dirige l'arma verso se stesso e si uccide. E quindi c'è una lettera molto molto bella, noi l'abbiamo riportata, siamo stati i primi.
ce l'hai Un a pezzetto riportare la lettera. È una lettera di Giovannino Gentile allo storico Candeloro, Ah no, che è un altro degli l'ho amici tolto. della scuola normale superiore. E gli racconto Sì, questo sì, fatto, questo. che improvvisamente aveva Si saputo vede. della morte di questo amico Basilio Manià e lui si trovava proprio nella zona. Basilio Manià era... Così, caro gatto. Ah no, adesso scusa, prima bisogna dire la cosa, il contesto. Questo Basilio Manià era di origine croata e Giovannino Gentile in quel momento si trovava richiamato dal servizio militare e stava lì in un posto in montagna assieme con gli amici, dovevano controllare la frontiera, diciamo. Mi scuso, dovrebbe Sì, tenere sì. così, se no... Sì. Doveva controllare la frontiera. Aveva saputo della morte di Manià e Manià era di Fiume, quindi stavano proprio lì vicino, quindi lui a un certo punto va al funerale. Molto molto bella la lettera in cui descrive questo funerale svolto a Fiume. E poi alla fine, stranamente, c'è questa frase: così, caro gatto. Gatto è il nome con cui questo suo amico storico della scuola normale veniva chiamato. Abbiamo perduto un altro amico. Pare un destino che spinge giovani come Majorana e Manià a queste supreme risoluzioni. Tu sei mio amico e compagno come non ne ho più altri e ti ho voluto oggi aprire il mio cuore. Quindi c'è questo destino che spinge questi loro amici giovanissimi, Manià e Majorana, a supreme risoluzioni. Quindi anche questa si può interpretare in tutti i modi, naturalmente un'ovvia interpretazione. Sì, però c'è la differenza dell'anno, è cruciale, perché se noi vediamo per esempio la lettera di Gilberto Bernardini l'anno prima, la notizia mi ha dato una vera gioia. Invece associata a questa lettera c'è un'altra lettera di Gentile in cui dice quasi quasi verrebbe da pensare che non conviene fare figli e così via. Cioè adesso, un anno prima, non è quel senso di tragedia, eccetera. Un anno dopo, improvvisamente, cade su questi giovani un senso di tragedia. Comunque è chiaro che Giovannino Gentile, Candeloro e Gilberto Bernardini sapevano tutto. Noi non sappiamo niente. Cerchiamo più o meno di capire. Poi la biografia che scrive Giovannino Gentile. Sì, Giovannino Gentile scrive, questo non è noto perché poi non è stato pubblicato. Scrive una biografia di Ettore Majorana per l'Enciclopedia Italiana. Ovviamente nell'edizione dell'Enciclopedia Ettore Majorana non c'è. Però lui scrive un'aggiunta molto molto bella, che poi non viene pubblicata perché ci furono problemi della guerra e così via. Quindi poi dopo è stato pubblicato da parte dell'Enciclopedia Italiana una piccola aggiunta in cui c'è anche riportato Ettore Majorana. Però a Giovannino Gentile era stato chiesto di scrivere una cosa su Ettore Majorana e negli archivi dell'Enciclopedia, perché gli storici non sono riusciti a trovarli, però nell'archivio dell'Enciclopedia c'è, in cui c'è questa lettera, questa biografia su Ettore Majorana è molto molto bella, perché parla poi dei meriti di Ettore Majorana e poi arrivato a un certo punto Giovannino Gentile in realtà è molto preciso dal punto di vista dell'italiano, forse ovviamente il padre. E quindi arrivato a un certo punto dice
E Ettore Majorana fu una delle menti più acute, eccetera. Un passato remoto. Questo passato remoto fu, mentre se fosse stato in giro che non si sapeva dove era stato, forse è meglio, è stato. Invece c'è questo terribile fu, ma questo comunque poi ricorre sempre. Cioè noi pensiamo che la morte nel 39 sia sicura oltre ogni dubbio, perché c'è troppa convergenza da parte di persone completamente diverse tra di loro, c'è troppa convergenza. Se dobbiamo dire che questa morte è avvenuta effettivamente per suicidio, allora questa sicurezza assolutamente scompare. Le ragioni del suicidio poi, ovviamente io ce l'ho, io ho scritto tutto un libro parallelo a questo in cui compare un Majorana molto vivace e così via. Si potrebbero anche scoprire, però non dimostrare, che uno poi possa dimostrare. Giustamente, come dicevi tu, l'avvocato del diavolo fa tutto. Può essere pure che la borsa di studio è stata istituita perché Hitler ha pagato le 20.000 lire per far vedere che... Senza ricorrere Sì. alla convegna. Però una cosa strana è questa, che questa borsa di studio non era assolutamente conosciuta. E quindi l'abbiamo trovata noi per caso, proprio per caso. Bel lavoro. Poi però, dopo che ne abbiamo cominciato ad accennare cose, abbiamo scoperto, posso dirlo? Abbiamo scoperto che Stefano Roncoroni, che è un autore intelligente, noi non concordiamo in niente con le cose che lui dice, però è un autore intelligente, sapeva di questa borsa di studio. E poi parlando con lui, perché siamo stati poi in ottimi rapporti, abbiamo visto che noi abbiamo la fotocopia che noi abbiamo della lettera di padre Caselli, padre Ettore Caselli SI, società Gesù. Lui aveva la fotocopia della stessa lettera, però voi sapete che le fotocopiatrici hanno una firma, cioè uno può vedere se una fotocopia proviene dalla stessa fotocopiatrice o no, e proviene da una fotocopiatrice diversa. Quindi la nostra fotocopia della lettera di padre Caselli viene dalle carte dell'Istituto di Fisica di Roma. La stessa fotocopia, cioè con la stessa firma, è alla Scuola Normale Superiore di Pisa, però quella di Stefano Roncoroni invece è diversa. Quindi esistono due tradizioni. Ora però la cosa fondamentale, cioè la cosa che a me mi dispiace un poco è che la famiglia non ha fatto sapere mai niente. E io poi gliel'ho detto pure a Stefano Roncoroni, se tu l'avevi da 50 anni, perché te la sei tenuta per 50 Non anni? hai detto che Stefano Roncoroni è della famiglia. Sì, Stefano Roncoroni è della famiglia, però io gli ho detto, se tu dopo lui alla fine l'ha pubblicata. Anzi, ha fatto proprio polemica con noi dicendo che solo da un punto di vista temporale la pubblicazione nostra precede la sua, ma in realtà lui l'aveva da molto tempo. E gli ho detto, perché non l'hai pubblicata? E lui stava lì. Voi sapete, quali opinioni sul Majorana sono tante, e Stefano Roncoroni purtroppo, a differenza mia, che ho l'opinione totalmente opposta, però Roncoroni dice che Majorana aveva un autismo di Asperger, quindi era un Aspi. E non ho capito? Come ho pronunciato? Io qui ho pronunciato, va bene. Ah, forse sì. Asperger, Aspi, come si dice adesso. E poi lui interpreta tutta una serie di cose dicendo
in omaggio, diciamo, con le mode attuali, che era omosessuale. Questa è la tesi di Roncoroni, è rispettabilissima, però va bene, ecco qui. Posso dire ancora un po'? Sì. Chiaramente voi siete abbastanza innamorati di Ettore Majorana. Ma E no. avete messo lì fermi come quel cattivello che Sì. i riconoscimenti proprio non gliene dà. E può darsi che sia stato così, l'ambiente universitario, dicevo prima, lo conosciamo bene. Se volete vi racconto una barzelletta, ma dopo. Non c'entra nulla. Voglio dire, i motivi di dissapore tra Fermi e Ettore Majorana, oltre che un'eventuale invidia o diciamo, sono noti oppure no? Sì, noi abbiamo fatto nel libro, c'è un'analisi abbastanza lunga, anzi forse molto lunga. Comunque è chiaro che questo fatto che Ettore fa la comunicazione al congresso della Società Italiana di Fisica sul miglioramento, in realtà se uno se la legge per bene, quella diventa la nuova teoria del modello statistico dell'atomo, quindi quella di Fermi diventa un'approssimazione precedente. Quindi, no, questo per dire che lui, Majorana non solo è un Majorana, Ettore Majorana, è un Majorana calatabbiano. Cioè, se voi vedete le operazioni del nonno, la cultura e l'abilità professionale, cioè, del nonno, diventano tutti modelli di potere, cioè il nonno e la famiglia proprio fonda una famiglia che aspira e ci riesce a trasformare tutti gli aspetti di tipo culturale, accademico, eccetera, in potere. È proprio impressionante. E allora, secondo noi, lo stesso Majorana con questo fa il colpo della sua vita, cioè va lì, lui, studentello, c'è il convegno, ci sono tutti quanti, Volterra, Levi Civita, Corbino, eccetera, dice guardate, Fermi ritiene di fare in questo modo, ma in realtà va fatto in quest'altro modo. Naturalmente la cosa che a me dà fastidio è che poi tra le carte di Pisa io non trovo i conti di questo calcolo di Majorana, che è un calcolo molto complicato. Cioè lui, per esempio, non so, tra di voi ci saranno certamente molti fisici. Per esempio, lui calcola le modifiche allo spettro di una sostanza per quanto riguarda gli stati profondi, quindi raggi X, calcola lo spostamento in due modi praticamente. Cioè, uno, se la sostanza, se questa sostanza ha fatto un composto ossigenato e quindi ha perso elettroni, oppure lui lo calcola dicendo no, quello è come se fosse parte di uno ione a cui io do una ionizzazione efficace non intera, proprio fissata proprio in maniera tale. Infatti elegantissimo e moderno, perché assimila lo zolfo che partecipa a un composto ossigenato con uno ione efficace in cui poi si tratta di fittare per bene là. Tutti questi cose richiedono dei calcoli, e questi calcoli non ci sono più. Cioè, o la famiglia o chi ha avuto accesso a queste carte di Majorana ha fatto scomparire proprio questo, il che dà fastidio. Per quanto riguarda poi i rapporti di Fermi e Majorana, la cosa è complicatissima, perché Fermi è un grandissimo. E non è che Majorana lo metteva, semplicemente gli poteva dare difficoltà, perché addirittura uno dei suoi cosi fondamentali dice che andava fatto in maniera diversa.
Poi Fermi ha sempre appoggiato Majorana, in tutto, sempre, in tutto e per tutto, perché Fermi conosceva bene le qualità di Majorana. Quando è che non l'ha appoggiato? Fargli avere un posticino a Roma, un assistente incaricato, c'erano posticini di assistenti incaricati, a Roma c'era. Infatti fu dato a Vic. E Vic noi l'abbiamo appunto qualificato in alcuni casi come l'anti-Majorana. Vic era la persona che per competenze professionali sostituiva Majorana agli effetti dell'attività scientifica. Noi abbiamo visto proprio uno per uno. I lavori di Vic potrebbero essere lavori di Majorana, però c'è un fatto che sono sempre un po', non dico marginali, ma stanno sempre un po' al rimorchio di Fermi, mentre in Majorana c'è questa voglia di primeggiare, di assumere la... E questo l'abbiamo visto in tutto, anche questa famosa chiamata a Palermo. Lì c'era il sistema delle terme, Vic era il primo in terna e si era impegnato con Segre ad andare a Palermo. Palermo è brutta, Palermo è bruttissima, non so se voi siete stati mai a Palermo, con la macchina non si va, si deve andare a forza col traghetto. Allora, che succede? Succede una cosa spiacevole, che è arrivata a un certo punto. Palermo dice il primo ternato Vic, chiamano Vic, Palermo chiama Vic. Contemporaneamente Padova dice ma tra i vari ternati ci piace Vic, chiamano pure loro Vic. Sorge un problema all'epoca delle ternature, questo era un problema grave. E quindi c'è tutto un tentativo di Segre di far venire assolutamente Vic a Palermo. Lui spiega poi al rettore, si devono mettere d'accordo i due rettori di Palermo e Padova, e dice sarebbe un danno enorme per Palermo, mentre non è un grande danno per Padova se Vic non va a Padova. E quindi alla fine Giancarlo Vic, che è persona seria, ovviamente segue, non è che dice chiamatemi a Padova e io vengo a Padova, perché allora Palermo era spacciato. Quindi lui, chiamato a Palermo, va a Palermo. Infatti è un anno di servizio di Vic a Palermo, però dopo se ne va subito a Padova. Però è anche intervenuto Fermi. Ecco, allora questo volevo dire, che a questo punto, nel momento in cui Segre interviene per far andare assolutamente Vic a Palermo, Fermi gli dice ma come ti permetti? È un'ingerenza spaventosa, ma la lettera di Fermi è di una durezza estrema. Io volevo dire solo un'altra cosa lì, all'interno di tutto questo, uno dei risultati di questa nostra ricerca è che noi volevamo assolutamente vedere le carte di Emilio Segre alla Bancroft Library a Berkeley. Allora abbiamo scritto e dice no, non si possono vedere perché non sono messe in ordine. Allora noi siamo stati lì a dire ma come non sono messi in ordine? Questo è un archivio pubblico. E alla fine io ho scritto, c'ho la lettera, abbiamo scritto assieme la lettera. Allora se non sono in ordine, allora veniamo noi a spese nostre e aiutiamo a metterlo in ordine. Alcuni studiosi interessati a questo archivio Vic vanno lì e danno una mano, eccetera. E poi dopo pochi giorni ci dicono no, abbiamo preso un giovane che sta qui a fare il lavoro, e quindi poi nel giro di qualche mese, perché abbiamo perso un sacco di tempo, ci hanno detto è tutto a posto, quindi siamo andati lì e abbiamo visto queste carte, che sono delle carte bellissime, abbiamo trovato cose nuove, eccezionali. Tipo il fatto, per esempio, che abbiamo trovato la prova provata che Majorana non voleva andare a Napoli, lui era molto seccato del fatto che fosse stato eliminato dal concorso. E abbiamo trovato cose molto belle. Abbiamo trovato, per esempio, l'originale della famosa lettera antisemita
di Majorana scritta a Segrè, perché come diceva Andreotti, quando uno pensa male è esattamente come l'ha pubblicata Segrè, tranne piccole cose di tipo proprio... E poi lì abbiamo trovato Voltaire, il figlio di Voltaire, che dice che lui negli ultimi giorni ha incontrato Majorana a Roma, al centro di Roma, sono stati a parlare un paio d'ore e chiaramente non voleva. Majorana non voleva andare. D'altra parte, dal punto di vista strettamente, voi tutti siete stati in innumerevoli commissioni di concorso. Quando un candidato, se la procedura del ministero, ovviamente il ministro, siamo l'epoca del 37, la procedura ministeriale sembra ineccepibile, ma non lo è, perché il ministro, di fronte alla richiesta della commissione di nominare Majorana per chiara fama, nomina Majorana per chiara fama a partire dal 16 novembre 37. A quel punto ritiene che la cosa sia finita, nel senso che lui, il ministro, scrive a Fermi dicendo Majorana non è più candidato. E invece no, perché Majorana ha fatto una domanda per essere candidato a Palermo. Se poi il ministro lo fa, lo nomina per chiara fama a Napoli, lui prima deve accettare, poi dimettersi da candidato di Palermo e poi si va avanti, eccetera. Questa è la regola. Invece lui viene brutalmente, proprio perciò l'ordine lì è chiaro, ordine, Majorana, Vic, Racah, Gentile. E sono 4, invece bisogna fare la terna. Quindi chi resta fuori, secondo la commissione, però se si vedono i lavori pure si vede, non c'è dubbio che Racah precede Gentile, di poco. Racah era ovviamente ragazzina a quell'epoca, non era il Racah che poi è diventato dopo con la Ganà, E quindi, però Majorana no, Majorana pensava che la terna dovesse avere Gentile che precede Racah. Quindi nel momento in cui Majorana fa la domanda, non è che vuole liquidare il suo amico Giovannino Gentile, di fatto lui pensa di liquidare. Poi lì stiamo sotto le leggi razziali, quindi si trattava semplicemente di anticipare di qualche settimana e mettere Racah al quarto posto, poi avrebbe fatto ricorso e vabbè, intanto. Quindi questo è... Bene, se ringraziamo tantissimo di La questa ragazza. vostra esposizione e della fatica che avete fatto per riuscire a mettere insieme tutti i tasselli di questa Ma è ricerca. bello fare la Molto storia. bene, grazie.